sai che c'è il distretto Vio con la Sì, musica? adesso ho capito. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Come mai qua a Cavarzere oggi? Beh, insomma, come mai? Si parla di agricoltura, c'è una fiera così bella di agricoltura, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato è come fosse a casa sua. Esatto. E quindi mi sento a casa. Ci sono novità qua per Chioggia, Cavarzere, sul campo agricolo? Le novità sono che il Ministro nella finanziaria scorsa ha messo 2 miliardi, cioè ci sono 2 miliardi di risorse straordinariamente per la prima volta dopo tanti anni di oblio a favore dell'agricoltura. Poi c'è una battaglia forte contro la siccità. Il governo ha messo 880 milioni nei fondi complementari per interventi a scopi idrici, 4 miliardi sono sul PNR, c'è una cabina di regia con un presidente della cabina di regia che è il primo ministro e c'è soprattutto una voglia di sburocratizzare e di accelerare tutti quei processi che oggi sono incagliati, tutti quei progetti che sono incagliati oggi che valgono circa 5 miliardi. Credo che sia un pacchetto importante che non basta, perché la siccità non è più un fatto episodico, cioè ciclico ogni 5 anni, ma ormai è diventata strutturale. Quindi bisogna lavorare per rendere un problema, dare una risposta complessa ad un problema complesso. Grazie infinite. Prego. E lei, consigliere, qualcosa da aggiungere? Ma quanto detto dal senatore, presidente della Commissione Agricoltura, insomma ci fa capire la situazione per quanto riguarda appunto il tema del mondo agricolo. C'è massima attenzione da parte delle istituzioni, come Veneto sicuramente faremo la nostra parte, stiamo già facendo e dunque siamo fiduciosi. Ovviamente il tema principale oggigiorno è quello appunto del cambio generazionale, sempre meno giovani, e dunque stiamo cercando di incentivare sempre più la possibilità che i giovani continuino a portare avanti il settore del mondo dell'agricoltura. E soprattutto il tema, come diciamo tutti, è l'emergenza idrica. Stiamo lavorando a 360 gradi per riuscire a dare tutte le risposte del caso. Ahimè, purtroppo si arriva anche al punto a fare anche delle ordinanze in temi di evitare degli sprechi ovviamente importanti. C'è tanto da fare, mi sono messo in dubbio, però l'intenzione è appunto quella di lavorare per risparmio di consumi eccessivi e soprattutto speriamo di non arrivare al punto di dover chiudere veramente i rubinetti, perché non solo per la possibilità potabile dei cittadini ma anche sarebbe un dramma per il mondo dell'agricoltura. Non possiamo permetterci questo, speriamo anche nelle clemenze del tempo. Io capisco che andiamo nella buona stagione ma l'acqua ci serve, dunque a maggior ragione speriamo di qualche giornata intensa di pioggia che possa perlomeno sollevare e sostenere, Riempire le risorse, insomma. Sì, certo. Grazie infinite. Grazie a te.